1000 mi piace e seguimi su Instagram per scoprire come vincere biglietti per Napoli-Lazio e Napoli-Atalanta. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superlan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi reaction di Empoli-Napoli e subito rievoca in me, in noi, bruttissimi ricordi. Sappiamo che l'anno scorso non è andato benissimo, stava andando bene fino a un certo punto, 2-0. Poi non si è capito per quale motivo Meret ha scelto Paz, ma qui se non erro stava all'epoca per detto un pallone a difesa. Comunque 3-2 finì e sappiamo benissimo come andò a finire proprio tutta la stagione l'anno scorso. Quest'anno stiamo vedendo un altro Napoli, un'altra stagione, altri numeri, quindi non oso proprio immaginare. Bisogna vincere subito proprio per scendere in campo già determinati. Formazione titolarissima, ho visto anche in attacco lo Zano Osimhen, Kvaratskhelia, sta mattan grippato. Un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per scoprire come poter partecipare ad un gioco per poter vincere biglietti di Napoli-Lazio, Napoli-Atalanta e venire allo stadio con me. Andiamo dentro con questa partita e speriamo bene, vai giù, sempre forza Napoli. Dai, vai giù, dai. È iniziata Empoli-Napoli con il primo lancio lungo a cercare il fisico. Dai, non perdim, sta palla a centrocampo, mo cacchi per mo. Bravo Anghissà, mamma mi patamo. No, niente, mamma mia, si era fallo. Oh, guarda stunfama. E mana quella allo botta. Anna magnicana. I cancillo però. Tira. Ah, che tiri in merda. Tagliatelo, lo so. Mia mamma mi non spacci in grosso in mezzo per mangia, pare. Pigli coscia a schiena, i rini, spacci. Si è bloccato da zona, mo cacchi te mu. Non mi ci accorta chi sta qua, Ah, ruaia, ass, fammi. Pigli sta palla. Mettila culo a sorte. Guarda come mio mamma bella. Mamma mia, ma che è? Kvaratskhelia stop. Kvaratskhelia destro, morbido, secondo palo. Zielinski ancora. Sei! Ma quanto siamo forti! Ma che gol l'ha fatto? Ma che gol l'ha fatto? Che gol l'ha fatto? Che gol l'ha fatto? Che gol l'ha fazzato con te? E tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Ma che cazzo stiamo parlando? Ismaili, uno dei migliori difensori dell'Empoli quest'anno, per anticipare. Ma una foto che autogol, guarda per Kvaratskhelia, guarda Zielinski come mette in mezzo, a parte ste pure Osimhen. Come spacciamo siamo forti, ma ci chiamate uno tamburo, mucca, ma ci struppiata. Mamma mia Osimhen, questo è un animale, questo è impressionante. Questo è impressionante, ma che cazzo tiene sto guaglione? Mamma mia, guarda qua. Ah, faccio cazzo, Henderson, stu poco tieni in due per, bravo Meretto, mamma Carmano. Nato fallo, e c'è cheese, non già l'acquisti, eh? È buono. Oh, sei! Sempre lui! Victor Osimhen! Victor Osimhen! Ma no, quanto siamo forti! Il più guarda e più ci posso pensare! Il più guarda e più ci posso pensare! Figlio da Muriel, pim! Osimhen! Ha segnato Osimhen! Nagambo, Osimhen! Ma no, guarda là. Opportunista, un mostro spaventoso, meravigliosamente bello. Io ti amo. Angelo. Mamma mia, che ha combinato Cavara, mamma mia. Stretto dentro, colpo di testa, palla sulla traversa, la colpita Kim. No, Kim. Dallo sguardo all'area, anche la Henderson, mamma rombro, cazzo. Io so come segnaste l'anno passato, mamma rombriscata proprio, veramente. E quando mi fisciasse fuori gioco a Natale. finisce il primo tempo a
Vai giù, fine primo tempo 2-0, siamo letteralmente i più forti, nulla da aggiungere, proprio nulla da aggiungere. Maronna, Lozano. Per certi versi alla connessione E Ciughi, e quando fai un gol? Dai. Che palla che gli ha messo, Madonna Botta, che palla che gli ha messo. Maro che gol! No, fuori gioco. Comunque Maro, siamo una squadra di marziani, mamma mia, una squadra di marziani. Lavoro per il VAR, lavoro anche per Airoldi con l'on-field review, minuto 67. Questo intervento di reazione di Mario Rui su Ciccio Caputo, il calcione c'è. Che c'è il russo, mo? Quindi evidentemente andrà ad espellere Mario Rui. Ma pigliò un culo. Il gesto, sai cos'è? Ma che senso tiene? Andare a toccare leggermente l'avversario per mandarlo via magari sull'intervento. Adesso c'è. Vediamo se viene punita la reazione di Mario Rui. Rosso. Ma che senso tiene? Mario, ma pure tu, no? Che c'è da fuoco, c'è kill. Primo rosso dell'anno. Ma che stronzata. Si misciemi, così facciamo scimità, si misciemi. Però questo è un fallo che... Non ci azzecca proprio, Ma fallo! Buon fischia prima, no! Ma che stai facendo st'arbitro stasera? Mia, tu uomo, l'ha visto mezz'ora fa! Si fischia sempre a Natale! Ma non è Elmas! Elif! Ma no che palla! Che ha pigliato vicario! Mamma mia, come gamma bello, Elmas, eccolo Simeone, prima palla, Simeone! Mamma mia, Ciolito, chi si trase sta tan grippato. Ma che c'era da mangiarsi qua giù, mamma mia. E se ne va, la capolista se ne va. La capolista se ne va. La capolista se ne va. E se ne va. La capolista se ne va. La capolista se ne va. La capolista se ne va. E se ne va. La capolista se ne va. Vai giù, mamma mia, vai giù, che emozioni, vai giù quest'anno, veramente che emozioni. C'è qualcosa di inspiegabile. Stiamo giocando il calcio più bello che io abbia mai visto. Facciamo sembrare facile pure quello che è difficile. Mattoncino dopo mattoncino ci stiamo andando a prendere quello che veramente stiamo aspettando da una vita. Calma, che ce l'andiamo a prendere piano piano. Altri 3 punti fondamentali. Dai! Calma, adesso Lazio e poi Atalanta e poi il ritorno di Champions. Vai, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e sempre e solo forza Napoli!